Seconda sconfitta consecutiva in casa per la Castrum Favara, che non riesce più a far punti allo stadio Brucoleri. Ieri di turno il Pompei in una partita non certo bella, giocata prevalentemente a centrocampo. Con il gol è arrivato nel secondo tempo e che penalizza sicuramente oltre misura la Castrum Favara. Entrambe le squadre hanno cercato di conquistare metro su metro a centrocampo. Favara penalizzata dall'assenza di diversi importanti giocatori, cercava di condurre il gioco come è giusto che sia per una squadra casalinga. Un'occasione poi è stata determinante per la sconfitta, 1-0 dicevamo. Non cambia niente in classifica, rimane buona la posizione dei favaresi in zona tranquilla a distanza di 6 punti dai play-out. Ma sentiamo le impressioni di mister Infantino e del direttore Longo in sala stampa. Mi dispiace perché abbiamo avuto delle occasioni, primo tempo, anche nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni, però il calcio è anche questo, un tiro, un gol, dobbiamo essere onesti e mantenere l'equilibrio, essere sereni. Di altro non ne voglio parlare, io devo ringraziare questi ragazzi perché nelle difficoltà qualcuno magari non è al 100%, danno sempre il massimo. Dobbiamo portare questa barca in porto, poi ognuno farà le proprie valutazioni. Sicuramente nessuno mette in dubbio la volontà di giocare da parte dei giocatori, però se dovessimo fare un paragone io potrei dire che era una lampada non proprio al massimo della sua luminosità. No, se cercate spettacolo agli ultimi mesi vi state sbagliando. Forse da tanto tempo che questa categoria non c'è in città, però credo che noi dobbiamo cercare di fare i punti salvezza, questa squadra se lo merita e faremo di tutto per portare in porto questa barca, lo faremo, siamo convinti, non ci dobbiamo fasciare la testa. Io credo che come abbiamo vinto domenica abbiamo perso oggi. Sì, ma ti sei chiesto perché abbiamo perso? Ma io dico che questi ragazzi un po' di ansia in casa ce l'hanno. E la paura di giocare in casa. Credevo che Brucoleri poteva dare una spinta in più, però vuol dire che la squadra ne soffre, però non ci sono questi problemi. Credo che dobbiamo anche calarci in questa realtà. Abbiamo mantenuto le distanze del ultimo posto, dobbiamo stare sereni, le parole li dobbiamo pesare. Sono un esperto, ho i capelli bianchi, vorrei dire tante cose ma non li dico. Nemmeno noi le ripetiamo. Non li dico, me li tengo per me. Io ho un compito, quello che mi ha dato la società, di fare questo campionato per portare esperienza, per mantenere questa categoria, e questo lo farò con tutte le mie forze. Ho detto ai ragazzi questa settimana farei qualsiasi cosa per mantenere e lasciare la Serie D a Favara, farei di tutto e questo farò. Purtroppo il calcio, la storia è lunga, perché non si aspetta mai un risultato diverso da quello che pensiamo magari il giorno prima, e diamo sempre per scontato che tutto è facile, ma come lo sta dimostrando questo campionato non c'è nulla di scontato. È una settimana che dico a tutta la città che leggo, al mio malgrado, una volta ogni tanto. La pagina c'è stata troppa euforia, ho detto di rimanere con i piedi per terra, di non fare programmi. Questa squadra è una squadra che deve lottare per salvarsi, è una squadra giovane, a volte sa soffrire, a volte chiaramente può perdere la concentrazione. Siccome sono dei ragazzi spettacolari, non cambierei una virgola di quello che ho fatto, per quello che è stato un intento con la società. Quindi io sono fiducioso che non vedo l'ora di poter dire che ce l'abbiamo fatta.